Bravo Ale, scendi Ale, scendi Ale. E poi quello non so chi sia. Vabbè, chiamami a Conti che lui quanto li sa. Cioè, io diciamo non so un cazzo. Lui la punta è Barbanera. Barbanera, la mattina, Maniscalco, Shortino, Sannè, Sì. Conti, De Conti, De Stefano e Di Di Giovanni. Vabbè, vedi che ora ti chiamo sicuro perché 4. Per ora sì. Mi devi ricordare soltanto come si chiama Abbinanti e lui. Bravo. Vabbè, ora vediamo. Va bene, perfetto. Bentornati in diretta. Trinacria B adesso sfida fra i Murrusi, capitanati da Umberto Livolsi, che attualmente non lo vedo. Murrusi, capitanati da Umberto Livolsi, che però non sta giocando, e i Trinacria United che hanno cambiato capitano da Conti a Maniscalco. Shortino in avanti a cercare il movimento di la mattina che non aggancia. Lui me lo sono scordato. Barbanera, Maniscalco va col tunnel, Maniscalco fino in fondo, c'è l'uscita di Ruffino, rimessa laterale. Ho fatto una vedere la maglietta ancora è da impazzire. La prossima in teoria l'abbiamo. L'ha detto Sampo. Speriamo perché diciamo È meglio giocare perché è più bello. sì, vabbè. Anche per me viene 1000 volte più semplice. Qua mi devo ricordare i cognomi. Sì, è vero. Shortino, Sannè, Maniscalco, si ferma, Maniscalco guarda le situazioni, poi va centralmente, rischia un po', si prende il campo e poi servito. Shortino con un attimo di ritardo, zona tiro, Shortino carica il destro, alla fine l'imboccata è buona, palla in mezzo da Barbanera che non arriva, quindi Shortino, Ruffino, Bravo Ale. si distende, la fa sua, Angelo Ruffino. Calcio d'angolo, adesso affidato a Barbanera che va in mezzo, prova con la testa la mattina che non arriva, quindi Zaccarella col tunnel e con l'eleganza, va sempre Zaccarella, esterno intelligente. Prova la giocata qui un suo compagno, alla fine Maniscalco alla meglio, la fa sua, sempre Maniscalco che lotta, la perde, quindi conclusione, gol ma non valido. 1-0 non valido per i Murrusi. Sannè in avanti, Shortino, buono il movimento adesso, sempre Shortino in avanti a cercare Barbanera che si impegna, Ruffino attento. Va bene, bravo. Qui Shortino ha provato la conclusione, Murata. Vabbè, questo c'era. Stefano lui è? Di Giovanni, a posto. Maniscalco. Shortino, una cannonata, attenzione Mirisola, può andare in 1 contro 1. Mirisola, piazza male. Sannè si fa trovare pronto e dice di no. Ancora Mirisola, 1 contro 1, sposta Mirisola, deviazione di Shortino. Qui palla in mezzo, Zaccarella con la testa, Sannè dice grazie e rimette lì da Shortino. Barbanera può calciare, largo. Bravo Ro. Bravo Ro. Vai Ro. Passati, Riccio. Sannè, Maniscalco, rischia, ancora Maniscalco, buona la giocata, sempre Maniscalco, libera il pressing, ancora Maniscalco, apertura, conclusione, errore di la mattina, però ottimo tentativo, ottima giocata di Maniscalco a far partire tutto, poi vanificato da la mattina. Quindi il pallone va in avanti da Zaccarella che si supera
Shortino, poi bravo Sannè, ancora Shortino, può aprire da Maniscalco che voleva un taglio, quindi Barbanera, giocata, palla in mezzo, chiude a Binanco. Occhio qua. Cacciala dietro. Occhio, ultimo! Corri! Maniscalco, servito la mattina, zona tiro, carica lui il destro, Vabbè, piazzato vabbè. male dalla mattina, che scuote la testa, non contento. Da ora quando volete cambi. Mirisola in avanti, esce Sannè che la fa sua e poi palla in avanti da Barbanera, stop di petto, ancora Barbanera, vuole partire con la velocità, ancora Barbanera fino in fondo, fa sportellate e poi conclusione, Ruffino, palla che resta lì, Maniscalco, alla fine il più veloce di tutti nella ribattuta è Ricky Puleo. Ruffino in avanti, buono il pallone, Maniscalco intercetta, quindi la mattina che va in avanti, sempre la mattina, finta, è stato il primo avversario, la mattina! Grande gol, ha avuto effetto il fatto che prima ha scosso la testa, non felice dei primi due gol, cioè dei primi due tentativi, questo entra, grande gol di la mattina, 1-0 Trinacria United. Va bene così, raga. Testa, raga, così, Conti, Shortino, Conti, movimento lungo di Di Giovanni, servito, stoppa male, poi Mimmo Mirisola, ancora Di Giovanni e poi rimessa laterale per i ragazzi maglia bianca. Portiere! Tuo uomo! A sinistra Giovi! Fallo salire questo, a sinistra prima! Puleo, va ancora Ricky Puleo, esterno, Zagarella, lotta con due avversari, va ancora Zagarella, alla fine la meglio c'è la Shortino che calcia con l'esterno, lontano dalla porta difesa da Ruffino che rimette vicino, da Mimmo Mirisola, finta di Mirisola, buona la giocata, ancora Mirisola, suola dietro da Puleo. Mi ricordi come si chiamava questo qua con Macron? Che ha i cognomi? No, io scrivo solo le gole. Neanche i nomi è scritto. Di chi segna? Ok, va bene. Di chi segna o di chi ha ammonito? Va bene. No, alcuni li scrivono tutti. Alcuni, vabbè, non tutti. Si preoccupa. Ah, vabbè. Bello! Ha toccato, Signore, il tocco c'è stato, si è sentito! Si è sentito! Dai, pure lei lo fa! Ma si è sentito! Attenzione, Mirisola in avanti, esce Sannè. Si è sentito il tocco dell'avversario, signore! Io qua non ho avuto la sensazione che fosse toccata. Poi magari purtroppo stavo parlando con lui di una cosa di campo, quindi. A vedere era impossibile. 1, 2, uomo! Zagarella, buona la giocata col fallo. Va bene, dai, Ale! Zagarella, fermato, Conti, strattonato, ancora Simone Conti, che calcia! Ruffino non perfetto, calcio d'angolo. Bravo Simo! Abbi, No, più alto perché dovete entrare. posto? Dai, apri già un minuto che troppo? Sì, sta. Attenzione, velo, Maniscalco, palla che resta lì, grande parata di Ruffino. Posizioni! Zagarella rischia su Di Giovanni. Così mi piace, Gio! Sempre!
Bravo. Raga, non perdiamoli, picciò. Non perdiamo. Va bene, dai. Oh, tanto vai. Devi lasciare la palla. Bravo. Ruffino. Qui palla fuori misura. Quindi maniscalco, shortino. Sannè. Maniscalco. Se ne va Maniscalco. Chiude Mirisola. Palla che diventa buona adesso per un compagno. Sempre Mimmo Mirisola. Grande giocata di Mimmo. Ancora Mirisola. Subisce il fallo. Grande giocata del numero 9. Uomo dietro. Calcio di punizione per i Murrusi. C'è Mirisola che ha un bel piedino. Conclusione ribattuta. Adesso Ruffino. Errore di Ruffino, attenzione Shortino calcia, porta libera. Errore di Shortino sull'errore di Ruffino. Che 3 Natale. Siamo senza attacco. 1. Zagarella, lotta con Shortino. Zagarella! Esterno della rete. Grande giocata di Zagarella che fa vedere il numero sulle spalle, 10. In queste grandi giocate. De Stefano appena entrato, primo pallone toccato, grande giocata di De Stefano, buona giocata ancora De Stefano fino in fondo. Natale guadagna forse il calcio d'angolo, no, l'ultimo tocco è stato il suo, però primo approccio a questa gara interessante da parte del numero 21. Giova, scendi un po', Giova. Attenzione, palla in mezzo! Dove arriva? La rete del 2-0 di Puleo. 1-1. Pardon, perché ho i nomi al contrario, quindi 1-1 di Ricky Puleo. Attenzione, giocata di Conti che se ne va, fa sportellata con due avversari, poi viene maltrattato, non c'è niente. 1, 2, 3. Attenzione di Giovanni, tocca il pallone, palla ancora viva, di Giovanni male, quindi Ricky Puleo che va in avanti da un compagno. Tu ti ricordi come si chiama lui? Non mi hanno detto. Non mi riconosce. Nel tuo né Riccardo ti conosce. Pure, cioè sì, vabbè, Ruffino in avanti col tacco, Mirisola. Chiude Sannè. Maniscalco, grande giocata. Sempre Maniscalco in mezzo. De Stefano, male, ancora De Stefano, lotta in mezzo al 2. Alla fine la meglio ce l'hanno la difesa dei Murrusi che poi liberano in avanti. C'è Caio Mirisola che era fuori fase. Dai però, i goli, raga, vi ho detto il gol, oh! La tocchi tu, 9. Oh raga, non dobbiamo essere scoperti dietro, picciò! Ci deve essere sempre uno, picciò! Natale a sinistra, Natale! Ale, bravo! Maniscalco a portare avanti la sfera. Finta di Maniscalco in mezzo a 3, alla fine Ruffino. Raga, solissimo, dirige tuo! Li mette velocemente da Zagarella che stoppa, palla a metà. Ancora Zagarella, grande giocata. 1 contro 1. Zagarella fermato. Ti mando per giocare. Lo so. Mirisola alto. Per giocare. Raga, quando volete. Quanto siamo? Quanto siamo? 15. Primo tempo, giusto? Da quanto stanno? Voglio vedere un centrale fisso! 3-2, penso ora in rimonta. Diciamo che adesso 2-0 e si sono dato. 1. Una bottiglia d'acqua, sì.
Sono forti. 1, 2. Se così si ma giocano solo. La prossima sono. La Zosa si chiama così a Montesi. Sì, è forte. Vai raga! Fardino poco ha fatto un gol. Non Fardino. Sì. Attenzione, conclusione e poi traversa di Zagarella. Era lui quello che ti diceva buon Fardino. Fortissimo. Devo tirare. Scusami. Attenzione, Mirisola, zona tiro, deviato! E poi la palla finisce. Conti, grande giocata, Conti fino in fondo, sempre Simone Conti, adesso appoggio nelle zone di nessuno, quindi Mirisola può andare in avanti. Come si chiama lui? Lazio. Ah, vero. Allora, quel famoso Lazio. Sì. La mattina. Finta di La Mattina, su Zagarella che lo chiude, l'ultimo tocco è pure di La Mattina. 1, 2, Segnato, vedi? Ah? 1, 2. Zagarella, Puleo, Risola. Puleo. Bravo! Bel gol. Sotto la traversa. Pensavo di. Natale da Stefano che appoggia da Conti. La Mattina 1 contro 1 che si può sviluppare sul lato di sinistra, poi palla che rimane in campo e la palla entra con la papera di Ruffino. Paperone di Angelo Ruffino. Questo è perché non la deve buttare fuori tranquillamente. Arrivano i commenti del capitano che è fuori, non felice. Quindi arriva il 2-1 dei Trinacria United. È dato autogol? Ah, gli ha dato a lui. È arrivato alla fine, gol dato alla Mattina, non autogol, quindi gol di La Mattina. Zagarella, mezzo a 2, dribbling, ancora Zagarella, arriva il terzo che lo ferma ed è proprio La Mattina che ha siglato quindi la sua doppietta personale. De Stefano col tacco, chiusura, adesso Puleo dietro da Ruffino. Puleo centralmente da Mirisola, stop, conclude. Sanne bravo a agganciare il pallone qui. De Stefano lotta in mezzo a 3 avversari, alla fine c'è il fallo di De Stefano. Attenzione, Zagarella calcia male, però giocata di intelligenza di Mirisola che batte velocemente questa rimessa, cioè questo calcio di punizione. De Stefano che arriva a prendere il pallone non servito, quindi La Mattina va dietro la Sannè. Attenzione, Mirisola chiude qui, Barbanera che viene calciato, ancora Barbanera, grande giocata, Barbanera fino in fondo, chiude il Ruffino. 1, 2. Zagarella. Mezzo a 2, passa Zagarella, ancora lui. Su di lui c'è De Stefano che commette fallo. La vita invece si guarda dopo quello che ho visto ieri io. Attimo. Possono sbagliare 5 difetti su 6, possono sbagliare Il calcio d'angolo dopo la punizione di Zagarella. Palla in mezzo deviata, esterno della rete, sarà calcio d'angolo dall'altro lato se non l'ho visto male.
pronto abbinanti. In mezzo Puleo col destro, stava per rifarlo Ricky Puleo. Il più propositivo dei suoi in zona offensiva insieme al Zagarella, sicuramente. Conti gira tutto dalla mattina che con un numero di piedi in più riusciva a tenere questo pallone. E termina qui quindi il primo tempo. Siamo tornati in diretta, secondo tempo Murrusi contro Trinacria UTD, questi ultimi che conducono per 2-1, intanto Shortino prova in avanti, la conclusione chiude il Ruffino. Tacco, Puleo, Ruffino, zona tiro, palla in profondità, chiude Sannè, c'è la porta libera, attenzione, non ne approfitta Sannè, quindi Maniscalco che vuole andare in 2 contro 1, sempre Maniscalco. Shortino. Uno, due. Bravo Sannè, bravissimo. Qui con la testa Ricky Puleo. Uno. Vabbè. Larzio recupera senza fallo, Larzio chiude Sannè.
Siamo tornati in diretta dopo un piccolo battibecco. Uno. Sannè. Porta palla, ancora Sannè, impazzito. De Stefano, calciato. Oh Sannè, ma mica devi fare come Piacelli, giusto? Io mi fa scantare Piacelli. Mirisola, rischia un poco. Prova la giocata, bravo De Stefano, qui a giocare in mezzo a due, sempre De Stefano lotta come un leone, alla fine l'ultimo tocco è il suo, un po' di sfortuna anche nella giocata proprio di Natale De Stefano. Natale, ama, dopo cambio. Al prossimo. Maniscalco, buona la giocata, sempre Maniscalco, zona tiro, Maniscalco chiude il Ruffino. Adesso c'è Abbinanti che ammortizza il pallone col petto, palla in avanti, anticipo di Shortino che gestisce bene questo pallone, attenzione, la palla che rimane un pochino a metà, quindi Shortino che ritorna dietro la Sannè, ha aperto De Stefano, servito un po' sul lungo, palla che diventa buona per Maniscalco che la può gestire, c'è avvicino De Stefano che prova l'imbucata con deviazione, quindi rimessa laterale nera. Pronto Maniscalco, imbucata nelle zone di Barbanera che guarda la porta, conclusione che si spegne sull'otto di destra. Buono il tentativo di Barbanera che ha tentato di sorprendere Ruffino, qui Mirisola, servito bene, dribbling che salta secco di Giovanni, ancora stessa giocata, finta di calciare, poi apre tutte le zone di Larzio che guarda la porta, alla fine deviazione, rimessa laterale bianca. Palla in mezzo, chiusura di Shortino. Abbinanti in mezzo, prova la giocata in mezzo a due. Puleo, alla fine c'ha la palla Ruffino. Larzio, Ruffino. Larzio. Mirisola, Abbinanti, buona la giocata, Larzio in avanti, Barbanera in anticipo, Larzio ritrova il pallone e poi gioca questa sfera. Porco due, in due sulla palla. In due sulla palla. Abbinanti, maltrattato, non c'è niente, è rimessa laterale nera. Qui il Ruffino, oggi hotel degli errori, oggi orrore Ruffino, lo potremmo chiamare così. Che oggi Angelo Ruffino orrore, orrore in movimento. Arriva la palla, si impegna, la riprende, Ale, lo sai, Ale! Ruffino, da Abbinanti che cerca l'appoggio, Puleo in avanti, Larzio, Puleo, Ruffino. Comunque loro non sono. Ale, cattivo, Ale! Va bene, Ale, va bene, dai. Dai Robby, va bene, dai, dai, dai. Bravo, bravo, bravo. Guarda, stanno in diretta. No. Ah, hai visto? Bravi, dai. Spara! Se le mani scalco, calcia male. Va bene, Ale, dai, Ale, girati, E Ale! questo poker d'asse. Ale, tu, Ale, ti scappa, Ale!
Attenzione, quindi l'Arzio non arriva. Barbanera in avanti da Maniscalco che tiene la sfera, finta di Maniscalco in aria, calcio d'angolo, time out. Siamo tornati in diretta dopo il time out, adesso Abbinanti rischia su Di Giovanni che alla fine non ha il pallone, quindi Barbanera in anticipo, Di Giovanni calcia per come viene. Robby. Ci pare che c'è avvocato. Bravo Sanne. Di Giovanni non tiene il pallone. Lo so, ogni volta lo sai perché non te lo dirà, perché ti stai lì. Perché là infatti stavo aspettando. Oh, sbagliato io, ho tirato poi altro. Il discorso è questo. Bravo Ale! Bravo Ale! Zagarella, Puleo, si gira, guadagna il calcio d'angolo. Anzi no, avevo capito, interpretato male la movenza del signor arbitro. Barbanera in avanti, chiude l'Arzio che lotta col fisico, quindi shortino da Sannè. Che ha provato l'omicidio. Zagarella, attacco, Puleo. Bravo Ale, bravissimo. Zagarella, si è girato Zagarella che ha calciato sull'Arzio penso, quindi Di Giovanni, ancora Zagarella, lotta, alla fine c'è la meglio Maniscalco, palla che diventa buona per Barbanera che si lancia a rete, chiude Ruffino, palla che rimane in campo, squadre un po' lunghe adesso, buona la giocata di Puleo, poi di testa Shortino, di testa anche Di Giovanni e alla fine il pallone termina fuori. Quando siamo a metà del secondo tempo. Ci sta. Ci ha provato Ruffino. Veloce! Mimmo, c'è le stesse sigarette. Maniscalco conclude, palla bloccata, attenzione, lottano i due, Di Giovanni alla fine Maniscalco appoggia dietro Barbanera in mezzo a due, gioca il pallone e poi conclude male. Ale, Gigi, alla prossima. Cortino, Ale. Sannè, Maniscalco, Abbinanti, palla che diventa buona per Di Giovanni che va con l'esterno, chiude Puleo che rischia un poco, alla fine si prende con calma il centro del campo. Ruffino, tacco, può entrare se no.
Il discorso qual è? Devo andare a fare l'intervista, scendo. Però lo sai che la prossima settimana non la faccio. Non avevo un'idea. Che non ci penso. Anzi non c'è nell'altro campo. La viene male. Sono venuto fuori dovresti fare, ma Dai, perché se il mio campo a fare un giro dopo. Attenzione in mezzo, palla che diventa buona per Barbanera, palla che poi arriva nei piedi di Abbinanti che rischia un pochino e poi Conti spara alto. Dai. Zagarella, grande giocata di Maniscalco, poi si perde il pallone, Sanné in bagger, mette fuori. Sì. Attenzione Zagarella e poi la palla non entra. Maniscalco a liberarsi dal pressing di Zagarella, l'8 nei 2. Dietro da Barbanera che apre nelle zone di La Mattina, solo di La Mattina, esterno telefonato, quindi Puleo rischia un poco, Conti, La Mattina, guarda la porta, inserito il pallone verso Maniscalco, bravo Ruffino che questa volta si fa trovare pronto. Palla in mezzo, attenzione dove arriva la tripletta di La Mattina. 3-1 Trinacria United, La Mattina. Fallora. Ale, Osimo dietro, tu scelto. Prima c'è stato uno. Posizione, attenzione al tiro. Ale, non tira palla, Ale. Quello Simone era più solo, non mangia mai niente. Nuovo. Ah sì, quello sono Quello grande con la casacca. È nuovo, la prima giornata, 5 gol ha fatto. Scarsino. Ruffino, Larzio. Rimani così, no? Ok, buono. Non c'è andare a Ruffino. Anticipo. Tu? Fatto. Ale più staccato. Larzio. Ruffino. Zona tiro. Appoggio da Zagarella, finta e poi parte. Sempre Zagarella, non può rischiare perché è il tuo uomo, ma lui si prende questa responsabilità. Prova l'1-2 con Abbinanti che non si chiude perché c'è lo shot di La Mattina. De Stefano, buono il pallone. Ancora De Stefano che la ritrova, sempre lui, finta, ragiona e poi se ne va. Dribbling. De Stefano in porta! Natale De Stefano! Arriva il 4-1 del numero 21. Grande giocata personale che fa secca tutta la difesa dei Murrusi che non possono chiudere. Perché mi sono girato, perché io una cosa posso fare. Quella è piena, questa qua che c'è tu in mano l'ho bevuta io. No, da. Raga, 2 passi indietro, per favore. Dietro ce l'hai. Uno dietro a destra. Bravo. Vincere. No, raga. Zagarella chiude. Sempre Zagarella, dribbling, appoggio da Larzio che la ritrova, ancora Larzio, lotta, palla in mezzo, Abbinanti, scivola e non la prende. Maniscalco, fermato da Abbinanti.
Ale, tutto! Sempre maniscalco, appoggio dalla mattina, zona tiro, carica il destro, ancora la mattina, finta, alla meglio anche sull'Arzio, la mattina calcia male. Attenzione, va bene, anti liscio il pallone. Attenzione, mi risola in mezzo, abbinanti, stop e tiro, 4-2 al 20°. Ma stai piegando pesante per Perché c'è andata fuori il centrale? Allarga Qui non si intendono De Stefano e la mattina. Zagarella. Va da solo, Zagarella chiude, maniscalco. Qui mi risola, calcia mano. Uno, due, 21. La mattina conclude largo. Mi risola, anticipo adesso di maniscalco, sempre maniscalco fino in fondo, maniscalco, palla in mezzo, 2 volte Ruffino, poi palla che resta lì, Conti, assist che diventa buono per maniscalco, errore, però c'è il calcio d'angolo. Ale! C'è la De Stefano in appoggio. Esce maniscalco, entra Shortino. Da 1 a 5 quanto? Oh, da 1 a 5. Poi se la prende il prossimo di sentire che magari oh, da 3 minuti e mezzo. Dario, glielo posso dire come da sempre secondario che gli ha detto la combinata della gelateria. 2, Attenzione, Sanne. Anticipo di Zagarella. Calcio in porta. Poi l'Arzio. Alto. 1. Sanne, la mattina. Attaccato da Zagarella, se ne va la mattina. Fino in fondo ancora la mattina con il pallone da De Stefano. Che viene fermato. Quindi il Ruffino. In avanti, Puleo, stop forse con un braccio non segnalato, quindi fuori. Basta. Capri, però diamo una mano, dai. Raga, tornate, raga. Uno, due. Shortino. Bravo. Conti. Finta. Sempre Conti. Shortino, Conti, chiude l'Arzio, esterno, Zagarella, Mirisola, in avanti dall'Arzio, che stoppa male e non riesce neanche a servire un compagno, rimessa dal fondo. Uno. Ma Sanné, Conti. Viene fermato da Zagarella, zona tiro, finta, sempre Zagarella, fino in fondo, cade, non c'è niente, buona la giocata di Shortino, a liberare Conti, che lotta contro l'Arzio, sempre Conti, apertura nelle zone di la mattina, 1 contro 1, De Stefano, punto alla porta, poi buon suggerimento dalla mattina che va in mezzo, Conti, stop, calcia lui, chiude il Ruffino, poi Mirisola per i Murrusi che vuole ripartire, ancora Mirisola.
Quindi De Stefano Bravo Nata. ha provato la stessa esci. giocata di prima, Nata. ha chiuso Zagarella. Avanti l'uomo però, Gio, dietro l'uomo. Simo, quando vuoi tu. Gabri. Gabri. 1, 2. Attenzione, Conti, Lama. tocca per l'ultimo lui, sì. La mattina alza da Shortino, che non ha paura di imbattere questo pallone. Gioca per 2 minuti. 2 di recupero dati dal direttore di gara. Qui in qualche modo Puleo. Shortino in avanti, palla che viene lisciata sia da Di Giovanni che da Mirisola. Larzio, palla che passa sotto le gambe di Di Giovanni, quindi Mirisola 1 contro 1, vuole un appoggio, suggerimento con deviazione, rimessa laterale bianca. 4-2, 25esimo, 1 minuto e mezzo da giocare. Mirisola, esterno, Larzio, ancora Larzio, appoggio a Zagarella. Giovanni, dietro, raccato dietro. Mirisola, Zagarella, zona tiro, alto. Al portiere 1. Basta, Gabri. E c'è il fallo. Mirisola, calcio all'incrocio, chiude Sannè. Puleo nelle zone di Larzio, stop, sempre Larzio, appoggia, attacco di Zagarella, adesso Shortino col tunnel, Zagarella in anticipo, Shortino alla meglio e alla fine Zagarella in aria, Zagarella prova lo scavetto, Mirisola finta e alla fine Sannè ce l'ha lui. Anticipo di Larzio, Zagarella fermato con fallo, poi la palla diventa buona per Puleo, giocata ancora Puleo, fermato, non c'è niente, Larzio, palla deviata e poi Barbanera la porta avanti, sempre Barbanera, finisce il campo e penso che finisca anche la partita. No, ce lo fai. Ai ai ai. Ma che bomba stai? Io lo dico a te che sei quello che soltanto che lui là non l'ha fatto. Zagarella appoggia da Mirisola, palla in mezzo, abbinanti buca, quindi termina qui la gara, vincono i Trinacria United per 4-2.